Succede purtroppo che quando si decide di andare in onda dal lunedì al venerdì si lasciano scoperti 2 giorni del weekend dove spesso succedono delle cose, a volte anche abbastanza programmate, che si sa che accadranno in quei giorni. Parlo in particolare del 28 di aprile, giorno della Salvezza Sardegna, che è stato festeggiato nella giornata di domenica con numerose iniziative nel territorio e anche con un incontro in Consiglio regionale tra gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie della Sardegna, con una delegazione di politici sardi guidata dalla presidente della regione Alessandra Todda, dal presidente del consiglio regionale Piero Comandini e da altri assessori e politici sardi. Un momento in cui si è ricordato il 28 aprile, data in cui si festeggia la cacciata da parte dei cagliaritani, dei piemontesi e del viceré che si trovavano appunto in Sardegna. Un momento di autodeterminazione, un momento in cui i sardi ottennero, anche se per poco tempo, il riconoscimento e l'applicazione di alcuni diritti che nel corso degli anni gli erano stati piano piano tolti. Una giornata che negli anni ha assunto valori differenti sia dal punto di vista culturale e sociale e anche e soprattutto dal punto di vista politico. È un giorno in cui si ricorda appunto l'identità sarda, la cultura, la lingua, tutte caratteristiche che molto spesso vengono messe in secondo piano anche dal punto di vista politico, ed è proprio da questo aspetto che ci sono visioni differenti di questo giorno. Una sicuramente più istituzionale l'ha trovata a pagina 2 sull'Unione Sarda nell'articolo firmato da Roberto Murgia e di Umberto Aime a pagina 6 sulla Nuova Sardegna, mentre invece un articolo che può sicuramente aiutarvi a fare qualche riflessione in più anche su come altre persone vivono questo giorno anche da un punto di vista di impegno politico differente è quello che trovate sul sito di Sardegna che Cambia, un articolo alla firma di Nicola Meloni, che è un attivista indipendentista che racconta le tappe che nell'ottica appunto di una maggiore autonomia, una maggiore indipendenza della Sardegna dal resto dell'Italia cerca appunto di collocare quei moti rivoluzionari anche con altri territori del Mediterraneo. E questo è anche il bello della dialettica tra pensieri politici, il fatto di avere più visioni anche su come raggiungere un obiettivo, su quali dovrebbero essere le forme statutarie e legislative per far sì che un territorio possa star meglio, quali possono essere i modi con cui cittadini e cittadine possono vivere in modo migliore. Ecco, il 28 aprile dovrebbe aiutarci a rivolgere il nostro sguardo, sì, certo, al passato per capire che cosa è successo, ma soprattutto al futuro per capire anche la direzione di dove vogliamo andare come regione e come persone che abitano questa regione. Io sono Alessandro Manno e vi do il quadro d'insieme di lunedì 29 aprile. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con il podcast di Talk Sardegna. Oggi un inizio di settimana che riparte da dei problemi che abbiamo già affrontato anche nella scorsa, ossia il problema della sanità che trovate trattato in primo piano a pagina 2 e pagina 3 sulla Nuova Sardegna negli articoli di Claudio Zocchedu e di Andrea Assini. Questo perché nel corso della settimana si è trattato a livello nazionale della possibilità ormai sempre più concreta di abbattere il test d'ingresso in medicina, che nelle idee del governo dovrebbero favorire un maggior numero di medici e quindi diminuire la carenza di personale sanitario all'interno degli ospedali. Un problema che in Sardegna c'è, lo sappiamo molto bene. Attualmente nel sistema sardo mancano 544 medici di base e 551 specialisti. Tuttavia, secondo anche le opinioni di Giovanni Soggiu, che è presidente della facoltà di medicina dell'Università di Sassari, e di Nicola Ardis, che è presidente degli ordini dei medici della provincia di Sassari, questa apertura che dal governo viene presentata come una rivoluzione appunto per cercare di far sì che il numero di studenti e quindi di futuri medici possa aumentare, se non ben governato e soprattutto senza prima un coordinamento attivo con le università, rischia di creare un grosso imbuto. Spesso si dice appunto che il problema non è nel test d'ingresso che viene sottoposto agli studenti prima di iscriversi in medicina, quanto
quanto alla mancanza al termine dei 5 anni di studi delle borse di specializzazione che consentono agli studenti di essere assorbiti all'interno del sistema sanitario nazionale, un imbuto che si creerebbe molto prima a quel punto, anche perché leggo dall'articolo di Claudio Zocchedu l'ingresso libero sarebbe solo per i primi 6 mesi, per giunta dopo aver completato i cosiddetti percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni previsti per gli ultimi 3 anni delle scuole secondarie, che daranno diritto a crediti da utilizzare alla fine del semestre di prova. Non solo, leggo ancora dall'articolo di Zocchedu, prima di accedere al test posticipato, quello che deciderà o cancellerà la carriera universitaria in medicina, sarà necessario superare gli esami considerati fondamentali per l'ampia area biomedica, veterinaria, farmaceutica e sanitaria. Quindi fondamentalmente si sposta soltanto più avanti il test di medicina, con domande che probabilmente saranno più attinenti alle materie che sono state affrontate nel primo semestre. Tuttavia questo causa sicuramente una serie di problemi. Il primo, quello di obbligare gli studenti delle scuole superiori a dover per forza avere dei crediti aggiuntivi per poter accedere poi a medicina, una cosa che attualmente non avviene, e inoltre il fatto di dover per forza pensare di dover conseguire il massimo delle votazioni possibili negli esami di questo primo semestre per poter poi accedere al test. Una scrematura che quindi non avviene all'interno di un test, ma all'interno delle strutture universitarie, con tutti i problemi che comportano, ovviamente anche dal punto di vista degli spazi, con le università che si dovrebbero attrezzare, senza poi pensare anche al numero di docenti necessario per fare insegnamento, appunto, con un numero di studenti che sarebbe nettamente maggiore rispetto a quello a cui si è abituati. Quindi un tema che farà sicuramente discutere in una situazione che, per quanto riguarda la Sardegna, ci colpisce in prima persona, visti i problemi che il nostro sistema sanitario ha, ma che si ritrova bloccato di fronte soprattutto al fatto che ci sono tantissimi specializzandi che non riescono a essere integrati all'interno del sistema sanitario nazionale. Non si riesce a far fronte alle dimissioni da parte dei medici e ai pensionamenti da parte di chi nella professione si trova ormai da tanti anni. Abbiamo parlato tanto nella scorsa settimana di energie rinnovabili, del fatto che in Sardegna si sta investendo tanto sulle energie rinnovabili, ma allo stesso tempo si sta anche rischiando di avere un impatto negativo sul territorio per quanto riguarda il paesaggio e lo sfruttamento dei terreni agricoli, a causa appunto della costruzione sia di impianti fotovoltaici sia anche di impianti pensati per produrre energia eolica. Oggi a pagina 10, nella sezione dell'economia della Nuova Sardegna, troviamo l'intervista di Giuseppe Centore ad Andrea Cristini, che è il CEO di Vexuvo, che è un'azienda che si occupa della produzione di energia grazie a pannelli fotovoltaici e ad altre tipo di produzioni di energia, e racconta come si dovrebbe andare a regolamentare un mercato dove sono sorte nel giro di pochissimi anni tantissime aziende che appunto hanno interesse a investire nel settore delle energie rinnovabili. Uno dei punti che maggiormente viene toccata nell'intervista è quello del rapporto tra le aziende e i piccoli territori. Sarebbe necessario, auspica Cristini, un maggiore dialogo tra le aziende e i piccoli enti locali, facendo sì che però le aziende non lasciano a dei comuni anche molto piccoli, che però amministrano ampie porzioni di territorio, una marea di documenti troppo dettagliati, troppo complicati e che alle volte possono presentare anche delle problematiche dal punto di vista ambientale, e l'abbiamo visto anche nella scorsa settimana, dando la possibilità quindi di valutare bene l'impatto che si avrà sul territorio in modo molto più semplice. Il fatto che le aziende vogliono quindi a tutti i costi utilizzare quel territorio e presentino una marea enorme di documenti porta anche gli amministratori locali a non avere effettivamente il tempo di analizzare nel dettaglio tutti i documenti, e porta quindi a dei no generalizzati che portano quindi a bloccare lo sviluppo di questa energia che, se ben utilizzata e se ben regolamentata, può dare la possibilità alla Sardegna di migliorare dal punto di vista dell'energia e quindi avere anche uno sgravio importante nel costo dell'energia sia per le aziende sia anche per i privati. E oggi, come detto, è lunedì e di conseguenza si parla anche di sport. Partiamo dalla Serie C con la sconfitta dell'Olbia, che saluta definitivamente il professionismo e ritorna nei dilettanti. Un'ultima sfida in Serie C che si è conclusa con la sconfitta per 1-4 in casa contro la Spal, tra i fischi del pubblico e le contestazioni anche alla nuova proprietà, che in questo momento avrà il compito di riportare al più presto i bianchi nel professionismo, dove ormai stavano da più di 8 stagioni.
E nello stesso girone la Torres ha pareggiato per 2-2 contro il Pineto. Vi sto leggendo gran parte di queste notizie degli articoli che trovate sia sull'informatore sportivo dell'Unione Sarda sia sulla pagina di 131. Come detto, i sasseresi hanno pareggiato per 2-2 contro il Pineto in trasferta e adesso i rossoblù si preparano alle sfide dei playoff che verranno affrontate soltanto dal secondo turno, vista la miglior posizione in classifica soltanto nella fase nazionale, e che potranno decidere se i sasseresi guidati da Greco potranno partecipare alla prossima Serie B. Mentre invece nel campionato di Serie A il Cagliari questa sera sfiderà il Genoa, una sfida importante per cercare di allungare ancora di più sul terzultimo posto, l'ultimo che poi causa la retrocessione in Serie B. Gli uomini di Claudio Ranieri vengono da una striscia positiva di 3 partite dopo le vittorie con Atalanta, il pareggi con Inter e Juve, e una vittoria permetterebbe di arrivare a -1 dal Lecce, che sarà il prossimo avversario nella sfida del 5 maggio. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo Stadio Ferraris di Genova. Arbitro della partita sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila. Ed è arrivato anche il riscatto della Dinamo, che in trasferta a Scafati è riuscita a battere gli avversari campani per 74-99, ma non disputerà i playoff di fine stagione a causa del decisivo divario con le prime 8 che appunto andranno a comporre la griglia della post-season. Una stagione deludente, si può dire, per i bianco-blu, anche secondo quanto riferito dal presidente Stefano Sardara, che nelle ultime partite aveva criticato l'atteggiamento dei suoi giocatori in campo. Adesso l'obiettivo della Dinamo è quello di rifondare la squadra dopo la perdita nel corso della stagione di punti fermi come il capitano Stefano Gentile, e capire anche quale dovrà essere la guida tecnica, se ripartire ancora da Nedan Markovic o cercare un'altra persona con cui ricostruire un percorso tecnico che possa riportare la Dinamo ai livelli che l'avevano vista fino agli ultimi anni. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. Domani non ci sarò io, ci sarà Matteo Cardia a farvi compagnia con la lettura dei principali quotidiani regionali. Noi ci sentiamo mercoledì, quindi però voi restate sempre qui su Talk Sardegna per ascoltare insieme a noi tutto quello che succede in Sardegna e nel mondo. Un saluto da parte mia e da tutta la redazione di Talk Sardegna, l'augurio di una buona giornata. Ciao! Toc Toc Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Toc Toc Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.